È sempre a Chioggia. Come basta? È sempre a Chioggia. Il laboratorio è a Chioggia, gli ospedali è a Chioggia, in spiaggia è a Chioggia, insomma non vorremmo che gli altri ospedali se la prendessero per questa sua costante presenza. La giornata 24 ore, a parte un po' di ore di sonno che servono sicuramente, le altre sono dedicate al lavoro e si lavora, come si suol dire, in fabbrica. La mia fabbrica è l'ospedale, è il posto dove si sviluppano i servizi sanitari e in questo caso la spiaggia sta sviluppando un percorso progettuale importante dal punto di vista sanitario e anche in questo caso, nel caso appunto della canoa per la disabilità, dal punto di vista anche sociale. Abbiamo visto che insomma, ormai c'è veramente una catena che nessuno rimane indietro praticamente. Non vogliamo assolutamente che nessuno rimanga indietro, le spiagge, in questo caso parliamo di spiagge, ma insomma in tutti gli ambienti di lavoro, ricreativi, ci deve essere l'inclusività totale, no? Cioè, dobbiamo dare pari opportunità veramente a tutti perché tutte le persone hanno qualcosa di importante da esprimere. E in questo caso siamo di fronte appunto a un progetto che riguarda appunto, dicevo, la disabilità, che si sviluppa all'interno del progetto più ampio che l'ULSS ha messo in piedi di Vacanze Sicure. C'è questa come dire, parte di questo progetto che riguarda appunto il sociale e in particolare la disabilità, che consiste appunto nella canoa, nella barca accessibile, nella pet therapy, nei percorsi accessibili in spiaggia, nelle sedie particolari e così via. Cioè la vacanza deve essere, parliamo di vacanza perché siamo appunto ad agosto, deve essere una vacanza veramente per tutti. Grazie dottore. Allora qui abbiamo l'inossidabile direttore della Prometeo che però, come mai lei non è in costume? Più in carne che in ossa, no? Perché chiaramente non volevo sfoggiare troppo i miei muscoli. Complimenti per le vostre continue iniziative, presenza sul territorio e anche diciamo, questa assistenza a questi ragazzi. Questo è un grande lavoro di squadra, l'iniziativa dell'AS3 è stata subito accolta da noi privato sociale, la Prometeo come sapete da 26 anni in questo settore, nel settore della disabilità, ha colto la palla al balzo perché fare queste cose, quindi l'accessibilità per noi è una cosa al numero uno, fulcro della civiltà, della società. E quindi grazie a tutto il lavoro, a questo lavoro che abbiamo compiuto, finalmente oggi vediamo anche qualche risultato. Questi risultati che continueranno sempre qui ai Bagni Vianello e con sempre più splendide iniziative. Sappiamo che c'è anche la barca di Capitan Memo, questa è una cosa esclusiva di Chioggia, ricordiamocelo, ed è una barca che porta la disabilità in laguna e in mare. Bene, grazie e complimenti. Vai, grazie. veramente. Ciao, arrivederci. Ciao.